Quella corona e quei chiodi lo rendono senza parentesima certia. Le piaghe divine forate dai chiodi ci dicono che Dio si sta donando tutto a noi. I confratelli portano in mano i cori, le candele accese, che è la candela della fede, che li fa cantare le opere meravigliose attraverso il grande dono della musica e del canto. Presentiamo la croce, è nera, ma è preziosa, gemmata, ed è la gemma più bella che il nostro Signore, quindi è stato inchiodato. Adesso avanza un segno di pietà umana verso il Signore, la Scala. Giuseppe d'Arimatea, uomo influente del Sinedrio, che aveva cercato di capire cosa Dio stesse operando in mezzo al suo popolo, lei ci aiuta a salire verso il Signore, verso il Figlio, per la contemplazione dell'eternità della luce della Pasqua. Si appressano all'altare martello e tenace. Il martello ha risuonato sul Calvario, battendo sul legno della croce e cercando di frenare quelle mani e quei piedi che hanno accarezzato l'umanità dolente, la lancia e la canna con la spugna. Corse a inzuppare una spugna e vuole placare l'ultimo anelito del figlio seco. Quella sete è l'arsura di Cristo, non per il momento della sua morte, l'arsura di sapere noi figli amati, di sapere noi figli alla ricerca di Dio, di sapere noi figli toccati dal mistero del suo amore.
Canta il suo canto di dolore alla Vergine davanti all'immagine del Figlio nella pietà. E noi stasera, ascoltando queste parole antiche che hanno molti secoli, sono attribuite a Jacopone da Todi, dice: quando sono venuto in mezzo a voi non mi sono presentato con una grande dottrina, ma parlandovi della croce, il segno della salvezza, di un discepolo prima pavido, impaurito, che non ha il coraggio di venire allo scoperto, ma che poi sale, e sono i segni del crocifiggere e dello schiodare. Dopo le parole dette, scritte, pronunziate anche con molta superficialità, sono davvero i momenti finali della vita di Gesù. Ossia, il soldato corse a inzuppare la spugna e gliela portò alle labbra, e il centurione romano trafisse il costato del Signore. Noi adoriamo questo mistero.
preghiera di questa famiglia per i meriti e il sangue prezioso di Gesù Cristo, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Ecco il segno della croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Popolo mio, che male ti ho fatto, finché ti ho provocato a darmi risposta. Salite, sostate ai piedi della croce, genuflettete per adorare il crocifisso. E preparate il corpo di Gesù. Qui avremmo voluto avere un pezzo di quella benda che avesse il corpo del Signore, un pezzo di quell'unica tunica della quale custodiamo, la tunica, come la chiamano i Santi Padri, inconsutile, quella dell'unità dei cristiani. In questo momento il nostro pensiero affettuoso, ma anche di una grande fede, di una grande preghiera, si volge ai cristiani dell'Oriente perseguitati, ai ragazzi dell'Università del Kenya, che perché cristiani sono stati uccisi, perché dall'alto della croce Gesù accondiscenda alle preghiere delle madri di dia consolazione. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, liberate il corpo di Gesù dalla croce spine. Baciate a nome di tutti noi quella corona e consegnatela al discepolo Giovanni, perché la offra alla madre addolorata. Perché il discepolo per noi dica alla madre di questo siamo stati capaci, di riportarti il figlio morto, di offrirti una corona di spine, di offrirti qualcosa che nessuno di noi vorrebbe.
Le mani di Gesù hanno accarezzato i bambini, hanno aperto gli occhi al cielo, sono state imposte sugli apostoli che lo tolgono dalla croce. Ma noi quella carezza la sentiamo ed è una carezza che fa penetrare nel cuore della croce il fuoco dello Spirito, perché muore per poco, bacia il chiodo e offrilo anche al bacio di Nicodemo. Consegnalo al discepolo, perché lo offra alla mano. Nelle antiche immagini il pantocratore nella sinistra regge il Vangelo o qualche volta anche il mondo, perché vi è la potenza dell'amore, perché vi è la potenza della parola. E spesso nel libro è scritto ego sum via veritas et vita, oppure ego sum lux mundi. È difficile, si toglie il chiodo, perché fu difficile anche quel primo venerdì santo e voi state ripetendo nell'immagine ciò che è stato fatto quel giorno su un corpo santissimo del Dio incarnato. Gesù è ancora sulla croce, ha bisogno ancora del vostro aiuto. Come ha bisogno della nostra bocca per parlare, delle nostre mani per accarezzare, dei nostri piedi per percorrere le strade del mondo. Liberate il corpo di Gesù togliendo il chiodo dei piedi. Presenta questo chiodo al popolo santo di Dio. Molti re se ne sono voluti appropriare per incoronarsi. Avvolgetelo in un candido lenzuolo. Diventi come il telo sindonico che la avvolse per la prima volta, nel quale si imprima l'immagine, ma se non si imprime nel telo che in quest'ora così importante si imprima nel nostro cuore, perché dentro di noi è stata impressa l'immagine del Cristo attraverso il battesimo, dentro di noi è stato impresso il segno dell'amore di Dio. E adesso ci alziamo in piedi. Io avvolgo i fratelli e lo fanno per amore, come lo avrà fatto Maria, come l'avrà fatto Nicodemo quel primo venerdì santo. Presentatelo alla madre. Ti chiediamo perdono, madre, per quello che abbiamo fatto al tuo Gesù. Ma ti diciamo che siamo certi che tu ci sai capire. E ti chiediamo di aiutarci con la tua potente preghiera presso il trono del tuo Figlio. Non potrai pregare per noi solo quando Egli tornerà giudice, ma finché il tempo esisterà, tu sarai la nostra avvocata, tu sarai la nostra protettrice, colei che ci guida nel cammino dell'esistenza. E adesso, fratelli, presentate Gesù al popolo di Dio. Non possiamo dire come Pilato, ecco l'uomo, perché l'uomo della croce ormai è morto. Deponetelo ora nella banda. Fratelli tutti,
accettate adesso la Chiesa santa, santificata dal suo santo e non penitente,